giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Ora è ufficiale, al comune di Chioggia arrivano 336.000 euro dal governo nel quadro delle misure urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini che più hanno bisogno. Il decreto legge 154 dello scorso 23 novembre aveva appunto istituito il fondo da suddividere per ciascun comune in base al numero di abitanti e di richieste di sostegno da parte dei servizi sociali. Ora è la quantificazione esatta attraverso la richiesta di una variazione d'urgenza a bilancio. L'utilizzo di 336.000 euro andrà deliberato entro fine anno dalla giunta comunale e ratificato dal Consiglio. Finora c'era stata solo una serie di voci incontrollate riguardo l'esatto ammontare dello stanziamento e la sua erogazione, ma niente di concreto è finora stato attivato. Nei prossimi giorni, dopo la delibera di giunta, sarà naturale conoscere di più riguardo le modalità di destinazione. Intanto il capogruppo di Forza Italia, Beniamino Boscolo, commenta così: è necessario non perdere tempo e affidare agli uffici del settore politiche sociali la predisposizione dell'organizzazione per far trascorrere un dignitoso Natale a chi ha più bisogno. Boscolo auspica che le maglie della distribuzione e della spesa non riguardino solo pochi supermercati, legati magari alla grande distribuzione come in primavera, ma anche gli esercizi alimentari di vicinato. Dopotutto l'amministrazione invita pubblicamente i concittadini a sostenere il commercio locale, quindi mi aspetto il buon esempio a partire da questa iniziativa. Grazie all'assessore Stecco per la collaborazione. In attesa delle disposizioni nazionali che potrebbero arrivare questa sera, nella serata di ieri il presidente della Giunta regionale veneta, Luca Zaia, ha diramato l'attesa ordinanza che chiuderà alle ore 14 di domani e fino al 6 gennaio i confini comunali in tutto il Veneto, salvo esigenza di lavoro o di assistenza. Il provvedimento numero 195, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, consente di svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Dopo le ore 14 è sempre ammesso il rientro nella propria abitazione. Tra le eccezioni rimarrà sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire dei servizi alla persona, come lavanderia, acconciatura, estetista. I ristoranti, collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora, possono essere raggiunti entro le ore 14. Il rientro a casa può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo. Sono sempre possibili anche gli spostamenti tra comuni per raggiungere i figli minorenni, oppure per condurli presso di sé, nonché riprendere i minori. Si potrà anche spostarsi tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, inoltre da e verso le stazioni di trasporto pubblico per le esigenze di viaggio e per l'accompagnamento di altri soggetti. È sempre possibile il raggiungimento della seconda casa. La Regione raccomanda che l'accesso agli esercizi commerciali e servizi del comune di residenza avvengano dopo le ore 14. Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio tuttavia indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione conforme al modello statale. Nella conferenza stampa delle 12.30, Zaia ha parlato di allentamenti possibili solo con il miglioramento dei dati epidemiologici. Il Veneto, ha sottolineato il presidente, è l'unica regione ad aver vissuto 2 mesi in zona gialla. La restrizione attuale permette comunque di tenere aperte le attività, anche se Zaia comprende le difficoltà manifestate dai piccoli comuni di confine. Non si regola una situazione solo con le norme, ha detto il presidente della Giunta Veneta, ma servono i comportamenti dei cittadini e scampare al virus è anche una questione di fortuna.
Colpo di scena questa mattina al Tribunale di Venezia, durante il processo nei confronti del cittadino neozelandese di 62 anni, che la mattina dello scorso 26 novembre mise scompiglio in riva San Domenico a Chioggia, facendo anche resistenza ai carabinieri. Era prevista infatti la prima udienza della causa per questo reato, ma date le condizioni assolutamente instabili dell'imputato, il suo avvocato ha rinunciato all'incarico e quindi non è stato possibile celebrare. L'udienza preliminare è stata rinviata al prossimo 28 dicembre. L'uomo da tempo stazionava in centro storico a Chioggia alla guida di una vettura Audi con targa inglese, sopra la quale esponeva una serie incredibile di oggetti fuori luogo. Attorno alle 7:15 di quel giovedì, l'uomo ha cominciato a tirare arance contro i passanti, al che un chioggiotto si era ribellato e lo straniero per reazione ha esibito un coltello con lama di circa 50 centimetri. Mentre la persona minacciata contattava la polizia, il 62enne si era gettato nell'acqua del canale. Cercando di risalire è stato disarmato dal chioggiotto, che prima ha messo al sicuro la lama e poi ha aiutato lo squilibrato a uscire dall'acqua. In quel momento è giunta una prima pattuglia di carabinieri che ha fatto a tempo ad assistere all'esibizione del matto, il quale ha calato i pantaloni mettendosi a urinare lungo la strada e tirando un pezzo di legno contro i militari dell'arma. Quando l'individuo ha provato a risalire nella sua auto, puntuale l'assalto dei carabinieri alle spalle. La resistenza del balordo si è conclusa con le manette per l'arresto, il sequestro del coltello, non utilizzato tuttavia nelle fasi più concitate, e la traduzione nelle celle di sicurezza della caserma di Sottomarina. Il neozelandese è gravato dal divieto d'ingresso nel territorio dell'area metropolitana di Venezia e dall'obbligo di firma da espletare a Padova, dove vive la compagna che egli ha raggiunto in Italia da poco tempo. Il Consiglio tra i ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali nell'Unione Europea ha confermato la riduzione delle giornate di pesca nella specie nel Mediterraneo occidentale per il 2021. Rispetto all'ipotesi iniziale della Commissione Europea, la riduzione è passata dal 15% al 7,5%. Si tratta di un passo avanti ma non sufficiente, commenta l'eurodeputata Rosanna Conte, perché la pesca a strascico di triglie, gamberi rosa, naselli e scampi subirà chiaramente una contrazione ulteriore, a tutto vantaggio dell'importazione da paesi terzi, molti dei quali operano nello stesso Mar Mediterraneo, con tecniche e dimensioni decisamente più impattanti per la biodiversità. Mentre i pescatori italiani si troveranno penalizzati in un momento in cui sarebbe stato necessario un aiuto da Bruxelles e non un nuovo sgambetto, ricordo, continua Conte, che la crisi seguente al Covid ha comportato una diminuzione dello sforzo di pesca nelle marinerie di almeno il 10% nel 2020. Conclude l'esponente della Lega. Il governo italiano ha messo la sua firma sopra questa misura, ma mi auguro che abbia almeno il buon senso di rimettere mano al Recovery Plan e usarlo per sostenere la filiera ittica. Fin qui quasi del tutto dimenticata, a Roma come a Bruxelles. Questa domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 15, in diretta nella pagina Facebook comunale dedicata alle iniziative natalizie Chioggia Luci di Natale, andrà in onda l'iniziativa Pronto Babbo Natale? Un nuovo format per portare lo spirito natalizio direttamente nelle case e segnatamente all'infanzia. Durante la diretta verranno trasmesse le videolettere inviate a Santa Claus dai bimbi. Babbo Natale raccomanderà loro di fare i bravi. Ci saranno poi le favole a cura della cooperativa Titoli Minori, con i centri d'urni e il mignolino in natura, e alcuni momenti musicali, con The Congregation featuring Sing Big Band, le esecuzioni al sax di Serena Tarozzo e il nuovo video di Natale della Gaga Symphony.
Un evento online dedicato quindi ai più piccoli, che quest'anno non hanno potuto incontrare Babbo Natale dal vivo negli eventi di piazza e che così potranno comunque avere un contatto con lui, per recapitargli la tradizionale letterina con la lista dei regali. In questo momento difficile di emergenza sanitaria, commenta l'assessora agli eventi Isabella Penzo, il Comune ha sentito la necessità di regalare un momento di gioia e spensieratezza ai più piccoli e alle loro famiglie. L'iniziativa nasce dalla collaborazione di Chioggia TV con il Comune di Chioggia, tra i partner dell'evento la Banca Pattavina, Ascom Confcommercio, il Consorzio di Promozione Turistica con Chioggia Sea, la Macelleria Dare Fish and Beer. È un'esposizione artistica, il primo evento confermato dal Comune di Chioggia per il 2021. Si tratta di una mostra relativa ad Andy Warhol, padre della pop art negli anni 60, che verrà ospitata nella sala apposita del Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia, nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 15 luglio. Un segnale di fiducia verso lo scemare dell'epidemia e la ripresa delle normali attività sociali. Con grande entusiasmo, spiega l'assessora alla cultura, al turismo e agli eventi Isabella Penzo, anticipiamo questo appuntamento di forte richiamo all'interno del calendario culturale del prossimo anno. L'iniziativa è curata dall'impresa MV Eventi di Lonigo e prevede un percorso espositivo in 50 opere, serigrafie, litografie, memorabilia certificate dalla Andy Warhol Foundation for the Visual Arts di New York, oltre a video e fotografie firmate dall'artista. L'impegno di spesa comprensivo di allestimento e assicurazione ammonta a 25.620 euro, dei quali 15.000 a titolo di acconto già nel bilancio 2020 e la rimanenza da versare a titolo di saldo nel 2021. Non si placca la querela relativa al nuovo regolamento del servizio di gondola a Venezia, approvato dal Consiglio Comunale la scorsa estate in piena campagna elettorale e di fatto ratificato dal Consiglio della città metropolitana, dichiaratosi per la prima volta non competente in materia pochi giorni fa. Questa volta al centro della discussione ci sono le adozioni tra adulti, una prassi legale che sembra coinvolgere anche l'ambiente della gondola. I dubbi riguardo a questa pratica nascono proprio in relazione al nuovo regolamento che permetterebbe all'adottato di usufruire delle forti agevolazioni riservate ai familiari dei titolari di licenza di gondoliere, che non dovranno più sostenere lezioni teoriche e pratiche, ma solo e direttamente la prova di voga e poi lavorare 4 anni esclusivamente con la licenza del familiare, senza essere affiancati dal titolare esperto. Ma le perplessità riguardano anche il risvolto economico di tale modalità, visto il valore delle licenze di gondoliere stimato in centinaia di migliaia di euro. La questione era già stata sollevata il 10 novembre dal Comitato fra i sostituti gondolieri, che da mesi si batte contro l'approvazione del nuovo regolamento. E se qualcuno, si chiedono dal Comitato, con tanti soldi in contanti, magari di dubbia provenienza e per pura speculazione affaristica, comprasse cognome, titolo di sostituto e licenza? In una Venezia svuotata dai turisti a causa della pandemia e con moltissime gondole ferme negli stazi, l'eco della polemica risuona ancora più forte. Il dibattito non si concentra sul passaggio della licenza agli eredi, già acquisito in virtù della conduzione familiare, bensì sulla qualità del servizio di gondola e sulla penalizzazione dei sostituti che non fossero figli d'arte. Sono proprio loro a potersi vedere sorpassati in graduatoria da chi non ha più bisogno di attendere un concorso pubblico per entrare a far parte della categoria.